Al Palasport di Via Perusini a Cividale del Friuli. Secondo giorno del Basket Day della prima di ritorno di Serie C. FVG apre la giornata domenicale il derby tra Eppinger Don Bosco Trieste contro il Breg San Dorligo della Valle. Il match è cominciato da 12 secondi, ovviamente il punteggio è di 0-0. Vediamo le formazioni in campo per il Don Bosco. Palla in mano in attacco con il 4 Carlin, 5 Gileri, 6 Spanger, 8 Zanini, 7 Dalle Vedove, 10 Schina, 15 Gordini, 16 Catenacci, 18 Tropea, 19 Panarella, 20 Giuliani e 21 Pecchi. Allena Luca Daris. Per il break invece 5 Mattiasic, 6 Marco Grimaldi, 8 Pigato, 9 Slavez, 11 Sterl, 14 Semez, 13 Coretti, 12 Kos, 15 Spigagli, 19 Geleni. Allena Tomo Krasovec. I numeri non erano in ordine, l'errore di Alberto Tonizzo, che salutiamo, che è dietro la telecamera. Diamo anche la buona domenica a lui. Giornata importantissima quella su fvgsportchannel.com, perché oltre alle partite del Basket Day di FVG, questa sera alle ore 18 trasmetteremo in diretta da Arzignano la quarta giornata di ritorno di Serie B, Girone B, tra i padroni di casa della TFL Garcia Moreno contro la GSA APU Udine. Intanto i primi 2 punti del derby sono segnati da Tropea, pertanto Don Bosco 2, Breg 0, quando mancano 8 minuti e 56 secondi alla fine del primo quarto. Pigato in palleggio, riferimento in post basso per Gelleni, che però non mantiene vivo il possesso. L'ultimo tocco è di Carlina, rimessa in attacco per il Breg con 11 secondi sul cronometro dei 24. Grimaldi con la rimessa al pallone in campo per Gelleni. Pigato riceve una sorta di posizione di punta e poi attacca in 1 contro 1 Schina al palleggio di tiro di Adriano Pigato e il Breg impatta a quota 2, 8 minuti 39 secondi alla fine del primo periodo. Spangaro consegnato da Tropea, ancora Spangaro, subito spara la tripla Carlin, non va, rimbalza per Marco Grimaldi che tiene il ritmo alto, non prende l'apertura a metà campo Pigato. Gelleni riceve sul programmento del tiro libero destro, poi fa mezza penetrazione, scarico per Pigato, Spigaglia rimorchio, riferimento post basso per Sterle che fa saltare Tropea, tiene il contratto, poi con l'aiuto della tabella Sterle porta avanti Soe per la prima volta nel match. Breg 4, Eppinger 2, 8 minuti 5 secondi alla fine del primo quarto. Schina, lo scarico per Carlin, altro giro, altra corsa, altro errore per il numero 4 dell'Eppinger. Gelleni non riesce a recuperare il pallone, Carlin ribalta lato verso Spangaro che prende anche lui la tripla, non va, e Pigato lascia scorrere il pallone fuori. Rimessa per il Breg. Nota curiosa, caro Alberto Tonizzo, le scarpe di Adriano Pigato sono le scarpe direttamente fornite dall'ANAS. Grimaldi per Spigaglia in punta, si ritorna sul lato destro. Grimaldi un quarto di campo di disposizione per lui. Grimaldi che ora è impegnato nella sfida con l'altro numero 6 di maglia della partita, ovvero Spangaro. Poi Pigato con l'airball da 3 punti. Il punteggio sempre di Eppinger 2, Breg 4, quando mancano 7 minuti e 26 secondi alla fine del primo quarto. Attacco Eppinger Don Bosco, riceve Schina in uscita dai blocchi, l'errore, rimbalza per Grimaldi. Pigato che sta giocando da playmaker in questo avvio di partita, lui che durante la sua carriera ha indistintamente giocato e ricoperto tutti i ruoli dall'1 al 4. Tanto Spigaglia una sentenza da 3 punti, però sbaglia la conclusione. Dicevamo di Pigato che ha giocato negli anni sia da play sia da guardia sia dalla piccola sia alla grande, anche alla Caligari, scuola di Rosazza. Proprio Piga ha giocato qui in Via Perusini nella stagione 2011-2012 con la maglia del Centro Sedia Basket, vincendo i 3 derby FVG dell'allora DNB contro Spilimbergo, Monfalcone e la PU Udine. Fallo di Grimaldi, rimessa in attacco per l'Eppinger. La conclusione sbagliata da parte di Catenacci, che poi è andato al rimbalzo non riuscendo a recuperare il pallone. Pigato gioca controllato, doppio piccherò l'alto, Piga sceglie lato sinistro, in post basso Gelleni
non perde il controllo del pallone, scaraventa per una pietra al tabellone, Spigaglia si trova al posto giusto, al momento giusto, recupera il rimbalzo e converte il +4 per il Bragg. Eppinger 2, Sandor Ligo 6 minuti, 18 secondi alla fine del primo quarto. Rimessa in attacco per il Don Bosco, si incarica Spangaro, rifornimento direttamente nel cuore dell'area per Schina che trova bene Catenacci, però sbaglia la conclusione. Coach Daris è imbestialito, Sterle da sotto misura segna e il Bragg sale al massimo vantaggio di 2-8, +6 a 6 minuti esatti alla fine del primo quarto. Spangaro ricerca con un passaggio schiacciato a Catenacci, però interviene con il piede sinistro Spigaglia. Rimessa in attacco per Leppinger, da Spangaro a Carlin che va in penetrazione, cerca con uno scarico a Catenacci quando invece avrebbe dovuto tirare a canestro. Pigato aspetta l'arrivo dei rinforzi, Piga perde però la maniglia, dall'altra parte Schina 1 contro 2, Sterle commette un fallo tattico per impedire all'Eppiger di segnare 2 punti facili. Rimessa in attacco per il Don Bosco quando mancano 5 minuti e 44 secondi alla fine del primo quarto. Catenacci rimessa in campo verso Schina, Spangaro su quale c'è Gelleni, va con un passaggio dietro la schiena per Tropea che però perde la maniglia. Pigato gioca controllato, +6 per il Bragg, palla in mano, passa dietro Schina, però Pigato non lo punisce da 3 punti. Sterle in post basso, se la gioca contro Tropea, Sterle cadendo all'indietro colpisce il primo ferro. Rimbalzo conquistato dal Don Bosco, Spangaro subito in transizione da 3 punti, non va, poi recupera anche il rimbalzo, sì, tutto regolare. Spangaro alza la parabola però sbaglia, è un airball da sotto misura anche per Spangaro che sembra essere un po' in debito d'ossigeno, si sta giocando in maniera molto rapida in questo avvio di partita, non è ancora arrivato un time out nonostante il +6 per il Bragg dopo 5 minuti e 1 secondo dall'avvio della partita. Rimessa in attacco per il Bragg dopo l'infrazione di piede da parte dell'Eppinger. Pigato viene battezzato, sbaglia la conclusione, corto anche per lui. Rimbalzo conquistato dall'Eppinger, poi va dall'altra parte Tropea, sbaglia. Una semplice conclusione da sotto misura, chiama coach Daris time out alla prossima pausa. Recupero dell'Eppinger che rincorre a -6, 2-8 il punteggio quando mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine del primo periodo. Catenacci viene battezzato da 3 punti, non va, rimbalzo conquistato in attacco da Schina che sbaglia ancora, un'altra conclusione da sotto misura. Grimaldi per Sterle, viene rifornito Gelleni che va in penetrazione, l'errore. Il rimbalzo conquistato da parte del Don Bosco. Ancora in attacco dietro la schiena Spangaro per chi? Per Spigaglia. Sagra degli orrori in questo avvio di partita, tante palle perse di qua e di là, è un 4 contro 3 per il Bragg, infrazione di passi sì per Grimaldi in fase di ricezione. Chiamata in moto coach Daris, il punteggio Eppinger 2, Bragg 8, 3 minuti 59 secondi alla fine del primo quarto. Le squadre escono dal time out. Possesso per l'Eppinger che ha -6 minuti di sospensione richiesto dall'allenatore del Don Bosco Daris per cercare di cambiare un po' l'inerzia di questa via di partita. Schina per Carlini, il palleggio resta e tiro, non va, primo ferro, rimbalzo per Pigato. 3 minuti e 38 secondi alla fine del primo quarto. Pigato, lo scarico per Sterle, Spigaglia in punta, ribalta lato verso Gelleni. Gelleni si sposta in palleggio per trovare un buon angolo di passaggio verso Pigato, piccolo lato portato da Sterle per Piga però perde la palla rifornendo direttamente il parterre. Anche Krasovec non sa che cosa dire. Due allenatori da una parte e dall'altra stanno assistendo ad alcune palle perse abbastanza elementari da parte di giocatori importanti. Schina sbaglia da 3 punti, alzandosi da quasi 7 metri, un airball per recupero per il Bragg.
3 minuti, 7 secondi alla fine del primo quarto, Eppinger 2, Bragg 8, sempre il punteggio invariato. Piga in punta per Ster che non completa il triangolo verso Gelleni, Spigaglia si sposta in palleggio, consigliato per Grimaldi che tiene un po' il ritmo, la palla si alza dopo aver colpito il primo ferro, arriva però l'errore, Schina dall'altra parte cerca di andare a tirare in alta percentuale però sbaglia sotto misura, Catenacci sbaglia il tap-in, poi non ritrova il pallone tra le mani, arriva il primo cambio della partita, si accomoda sul sedia dei cambi, numero 21 del Don Bosco Pecchi e anche Panarella e anche, vediamo un po', Gordini, altri 2 punti per il Bragg che sale a più 8, tanto un po' di storie tese forse, o comunque stanno parlando tra loro due, Daris e Krasovec, un po' di storie tese anzi, dobbiamo sottolinearlo a distanza tra i due allenatori. Se la ride anche Tony Barzellogna, fotografo di Megabasket.it, ha segnato in precedenza la tripla Carlin per il Don Bosco che ha meno 5, 5-10, Spigaglia va in penetrazione, commette fallo il numero 16 del Don Bosco Catenacci, quindi rimessa in attacco per il Bragg, il primo fallo di squadra della partita per il Don Bosco, triplo cambio per l'Eppinger, entrano Pecchi, Pannarella e Gordini, escono Carlin, Schina e Catenacci. Un minuto, 56 secondi alla fine del primo quarto, Spigaglia subito ricevendo la rimessa, si alza, sbaglia, Sterler recupera in imbalzo in attacco, Gordini da 3 punti, non va, scusate Gelleni, perdono, errore mio, l'errore da 3 punti, poi l'ultimo tocco dell'Eppinger, rimessa Bragg, mi ero confuso io, la conclusione di Gelleni del Bragg da 3 punti, non è andata a bersaglio, Spigaglia riceve la rimessa, Spiga 1 contro Gordini, perde la maniglia, Gordini mantiene vivo il possesso, palla a mano per il Don Bosco a meno 5, quando mancano 1 minuto e 35 secondi alla fine del primo quarto, riceve il ribaltamento Pecchi che mette la palla per terra, Spangaro da 3 punti dopo il passaggio da parte di Panarella, sbaglia, poi viene lanciato il contropiede Pigato che depone l'ovetto. 5 Eppinger, 12 Bragg, 75 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco, difesa a zona per il Bragg, si alza da 3 punti, Spangaro non va, rimbalzo conquistato da Spigaglia che va dall'altra parte, poi trova con un passaggio Pigato, Grimaldi in post basso, ritrova dentro il cuore dell'area Spigaglia che subisce il fallo da parte di Gordini e Spigaglia andrà in unetta con 2 tiri liberi. Pronto Carlin sulla sedia dei cambi per entrare nel match per il Don Bosco, forse al posto di Spangaro, vediamo, no, esce il numero 21 Pecchi. Pronto Spiga dalla linea della carità per una coppia di tiri liberi e portare il suo al massimo vantaggio. Spiga però sbaglia il primo dei 2 tiri liberi, altra chance per lui. Ancora Spiga, seconda chance, fa 1 su 2 più 8 per il Bragg che conduce sul 13-5 quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco del primo quarto. Carlin mezza idea da 3 punti contro la difesa zona del Bragg, Pigato scivola molto bene contro Gordini, poi una serie di passaggi, mette il ritmo il numero 19 del Don Bosco Panarella che con l'aiuto dalla tabella pur non dichiarandola segna 2 punti. 34 secondi alla fine del primo quarto, Eppinger 7, Bragg 13. Ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta streaming su fvgsporzione.com di cliccare mi piace su Facebook, sulla pagina ufficiale del comitato regionale FIP FVG, quindi la pagina, ricordiamo, cliccate mi piace su FIP FVG. Ultimi 15 secondi che ci separano alla fine del primo quarto, più 8 per il Bragg può commettere un fallo di squadra per impedire al Don Bosco di andare a canestro. 8 secondi alla fine, Pigato 1 contro Spangaro, Piga scusate, scivola molto bene, Spangaro alza la parabola, non va, il rimbalzo viene conquistato da Spigaglia che tira da campo a campo, la palla non colpisce nulla per quanto riguarda il canestro, quindi finisce qui il primo quarto di gioco il punteggio. Eppinger 7, Bragg 15. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive.
by Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da by Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Si riparte con un cambio di microfono, non c'è più il microfono Massimo Futtanini in partenza per Arzignano, lo sostituisco per il momento. Si riparte col 15 per il Bragg che attacca 9
7 per il Don Bosco che difende. Due punti per Gordini. Ciao. Pigato prova la tripla, Sterle rimbalzo offensivo, tira ma il rimbalzo è di nuovo di Schina, difensivo. Dall'altra parte Carlin cerca la bomba ma trova solo aria. Passi di Pigato. Zona del break, attacco Don Bosco, circolazione di palla, Spangaro tenta la tripla, rimbalzo Spigaglia, Slavez continua a palleggiare. Pigato però, passa la palla a Pigato che perde palla. Spangaro. Gordini, tiro da 2, rimbalzo di Spigaglia, di Pigato, scusate. Minuto per il break. Si riparte con il break ha fatto entrare Grimaldi e Cos. Fallo di Carlin su Slavez. Sono stati sostituiti. È uscito Spigaglia. Con il campo. Fallo di Zanini che cercava lo sfondamento, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Fallo subito da Kos. Usa Slavez, non becca neanche il ferro e riparte il Don Bosco. Zanna, tiro da 2, rimbalzo Kos. Sterle gioca in più al basso, 2 punti per lui. Schina, Spangaro tira la tripla, rimbalzo Kos, difensivo, Pigato in penetrazione centrale, chiede il fallo, l'arbitro non è dello stesso avviso e riprendiamo con un'altra rimessa per il Don Bosco.
3 punti per il Don Bosco, per il 12 che difende, 17 che attacca per il Bragg. Ancora fallo di Zanini su Sterle. Direttamente dalla rimessa Kos riceve da Pigato, sbaglia. Di nuovo il Don Bosco in attacco con Schina, penetrazione centrale, tap out di Sterle, Pigato in contropiede, fallo di Gordini su di lui e Pigato andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Secondo fallo per Gordini intanto. Due punti per Zanna. Zanini che riporta a -4 i suoi. Scusate per un inconveniente tecnico sulle immagini e sull'audio. Grimaldi tiro da 3, rimbalzo di Schina, di Spangaro. Due punti di Gordini, -2 per il Don Bosco a 4 minuti e 50 secondi dalla fine. Pigato in palleggio. Grimaldi, penetrazione centrale, appoggio per altri 2 punti per il Bragg. Spangaro spara l'ennesima tripla, contropiede per il Bragg con 2 punti di Slavec e riporta la sua squadra sul +6, sul 22-16 a 4 minuti e 20 da giocare. Slavec tenta la bomba, rimbalzo Spangaro, difensivo. Zanini, penetrazione centrale, scarico direttamente a Grimaldi che parte in contropiede. Grimaldi segna, subisce fallo e andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Fallo di Spangaro. Minuto per il Don Bosco quando siamo 24-16 per il Bragg a 3 minuti e 36 secondi dalla fine del secondo quarto. Rientrano nel campo le squadre. Nel Don Bosco è entrato Pecchi. Intanto segna il primo, segna il supplementare Grimaldi. È proprio Pecchi che perde palla e fa fallo su Slavec che va in lunetta per 2 tiri liberi. Segna entrambi Slavec.
e il break si riporta a distanza di sicurezza sul più 11 in doppia cifra sul 27-16 quando mancano 3 minuti e 17 secondi alla fine del secondo quarto. Vediamo se il Don Bosco riuscirà a ritornare in partita. C'era riuscito prima. Di nuovo un fallo di Slavec, di nuovo no perché è il primo fallo solo su Schiena. Intanto il Don Bosco effettua un cambio con Carlin al posto di Pecchi, è stato in campo pochino. Intanto Gordini tira ma rimbalzo difensivo, Pigato. Cos, pivot basso, rimbalzo offensivo del Bragg, rimessa dal fondo. Quasi un numero di Zanna sulla rimessa, recuperava palla. Di nuovo un minuto di sospensione, questa volta chiesto dal Bragg. Sul punteggio di 27-16. Si torna in cronaca diretta, il Don Bosco riparte dopo un tiro sbagliato del Bragg. Catenacci segna la tripla, nuovo entrato Catenacci, posto di Spangaro. Grimaldi tenta la tripla, sbaglia, rimbalzo però è di Slavec. In attacco Slavec appoggia abbastanza incontrastato, 2 punti, 29 chi difende, 19 chi attacca, quando manca 1 minuto e 50 secondi alla fine del secondo quarto. Zanini tenta la tripla, rimbalzo difensivo di squadra per un tocco a rimbalzo di Gordini. Il Bragg si prepara a un cambio. Entra Matjasic per Grimaldi. Ricordo male, Mattias dovrebbe essere anche un ex di turno. Pigato si gira, ma rimbalzo di Catenacci sul suo tiro sbagliato.
Schina tenta la penetrazione centrale, il Don Bosco chiede il fallo, canestro valido e fallo, ma non sono dello stesso avviso i due in grigio. Rimessa dal lato, il fallo è del numero 8 Pigato, e per Pigato il secondo fallo personale. Terzo di squadra per il Bragg. Schina tenta il tiro, rimbalzo, tap out Miteasic. E dall'altra parte c'è la bomba di Slavec per il massimo vantaggio sul 32-19 per il Bragg. Se ne sta andando il Bragg questa partita. Bel passaggio invece di Catenacci per Gordini, che subisce fallo, crediamo da Kos, numero 12 Kos. Sì. Primo fallo personale per lui. Due tiri per Gordini, sbaglia il primo. Segna il secondo. Più 12 per chi attacca. Ultimo tiro per il Bragg. Zanini fa fallo. Zanna dove sì, c'era il bonus, quindi per Pigato gita in lunetta. Non credo che ci sia il per avere l'ultimo tiro, fallo sistematico, quindi un po' di ingenuità. Sta che Pigato va in lunetta. Fa 1 su 2, rimbalzo di Schina. Cambio su ogni blocco per il Bragg. Gordini, tiro da fuori. Dopo una serie di carambole, Catenacci tenta il tiro. Non va. E il primo tempo si chiude sul vantaggio del Bragg. 33-20. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese,
nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Pronti per il terzo quarto. Bragg che difende 33, Don Bosco 20 che attacca. Don Bosco che ha Schina che segna i primi 2 punti del terzo quarto assieme a Zanini, Spangaro, Catenacci, Tropea e Tropea nel quintetto. Il Bragg invece ha il Grimaldi che subisce fallo da Spangaro, Pigato, Slavez, Kos e Spigaglia in quintetto. Grimaldi andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia entrambi i tiri liberi Grimaldi. Rimbalzo di Tropea e riparte Don Bosco con Zanini. Spangaro. Ottimo gioco del Don Bosco. Bel gioco del Don Bosco. E Kos deve fare fallo per fermare Catenacci. Per Kos il secondo fallo personale. Catenacci segna il primo. Segna anche il secondo. Torna sotto la doppia cifra di svantaggio Don Bosco.
Fallo ora di Tropea, per Tropea è il primo fallo. Braghe quello blu, Don Bosco con i verdi. Braghe sta vincendo 3 per 24, 4 minuti. Matjasic. Sì, però non è entrato. Grimaldi, Pigato, Slavet, Störle, Samet, Coretti, Kos, Spigaglia, Gelleni, Carlini, Gelleri, Spangaro, Zanini, Delle Vedove, Schina, Gordini, Catenacci, Tropea, Pannarella, Giuliani e Pesci. Sì, non ho scritto neanche io, quindi. Vuoi andare un attimo anche un po' più su senza avere questa barra qua? 2 punti per Schina, 26-33, Don Bosco. Bragg. Sterle si gira e fallo in attacco di Spigaglia a rimbalzo su fallo in attacco di Spigaglia su la spinta a Zanini. Primo fallo di Spigaglia. Non sono 2 tiri. C'è un C'è anche un fallo tecnico a Spigaglia. Non erano state attente probabilmente le ufficiali di campo. Spangolo in lunetta per il tiro libero del tecnico. Realizza. E adesso Don Bosco avrà l'ulteriore opportunità per andare sotto le 6 lunghezze di svantaggio. Segnala 3 punti Don Bosco, 33-30. Riapre la partita Catenacci, che ora anche Schina annulla Sterle. E adesso passo la linea a un professionista. Situazione di grande equilibrio in questo derby triestino nella prima giornata di ritorno di Serie C regionale. Siamo al Basket Day di Cividale. Si affrontano il Bragg Sandorligo e il Don Bosco Trieste, con questi ultimi in vantaggio di una lunghezza, 33-32. Ora il canestro del +3 da parte del numero 5 Gilleri.
L'attacco del Don Bosco con Grimaldi che cerca di organizzare l'azione dentro per Tropea, e poi l'errore di Zanini. Riparte in velocità Pigato, la sua incursione, scarica il tiro, ancora a segno Gilleri, no, era Spangaro. Mini parziale quindi per il Don Bosco, in vantaggio di 5 lunghezze. Ora l'azione manovrata da Catenacci, la penetrazione di Schina fermata però da una buona guardia di Spigaglia. Non c'è spazio per la tripla, ma ci prova ugualmente Spangaro, il ferro dice no. Time out a 5:28 dal termine di questa terza frazione. Riprendono le ostilità tra Breg San Dorligo e Don Bosco Trieste. Ora l'attacco della formazione in maglia blu che attacca dalla vostra destra alla vostra sinistra, recupera Zanini, poi però riesce nuovamente a impossessarsi del pallone la formazione di San Dorligo. Ora il fallo, un attimo di confusione in campo. Non ha ancora raggiunto il bonus la formazione del Don Bosco, al quarto fallo di squadra, quindi si riprenderà con rimessa laterale. Si incarica della rimessa Slavez, si libera Pigato che aspetta il blocco e poi fa tutto da solo e va a depositare a canestro per il -3 del Breg. Ci prova ora Schina, scarica la tripla di Catenacci, non va, e poi però si guadagna il fallo, Zanini. Si andrà in lunetta. Due su due, prova a scappare il Don Bosco perché si porta a +5. Sì, ok.
Ora ci prova da 3 Slavec, corto il tiro da 3. Zanini, veloce circolazione di palla. Schina da 3. Troppo lungo il tiro, allora c'è il contropiede dall'altra parte di Pigato che va a servire Slavec, ma l'azione non va a buon fine. E dopo una serie di veloci attacchi si riparte ora dal fondo con il Don Bosco a più 5 a 3,59 dal termine del terzo quarto. Cambio in casa bianco-azzurra, Kozlavec che lascia il posto a Matjasic. Quindi un playmaker in più per cercare di dare velocità e brio all'azione del Breg, che ora però deve difendere. La palla gira e alla fine da sotto Zanini si becca un altro fallo. Saranno ancora 2 tiri liberi. È meno 3 per il Don Bosco, 36-39. Ora il Breg attacca con Pigato. Fallo subito da Spigaglia. Sarà rimessa laterale, è il quarto fallo di squadra infatti per il Don Bosco. 3:33 da giocare. Lavoro sporco sotto canestro, poi il grande recupero di palla con ripartenza veloce in contropiede. L'azione però viene stoppata. Allora Sandor Ligo riparte. Grimaldi. Serve Matjasic. Scambio tra i due giocatori, adesso penetra Grimaldi, scivola, poi ci prova Pigato ma la difesa bianco-verde è buona, tant'è che scadono i 24 secondi. Applausi anche dalla panchina e dal coach Daris. Ora i suoi hanno in mano la palla di un possibile pareggio o di un -1. Vediamo se riusciranno a sfruttarla con Catenacci. Scambia con Spangaro, poi taglia e va a depositare a canestro. Ottima azione corale da parte del Don Bosco che concretizza così -1. Grimaldi, Pigato. C'è il fallo di Catenacci per fermare il suo tentativo di penetrazione. Saranno 2 liberi. Si prepara intanto Gilleri. No, Gordini. Gordini che entra al posto di Catenacci.
Difesa molto alta, pressing a tutto campo per il Breg, ma Matiasic commette fallo prima ancora che il playmaker avversario superasse la metà campo. Raggiunto il bonus, saranno dunque 2 tiri liberi per Schina. Sfortunato in questa circostanza, il ferro dice no per 2 volte. E allora dall'altra parte Pigato. Difesa con fallo in questo frangente. Ed è il primo fallo di Schina, che aveva appena sbagliato dalla lunetta. Sbaglia anche Sterl, il primo tentativo dalla linea della carità. Molta imprecisione nei tiri liberi. Sfortunato anche Spangaro da 3. Ritmi un po' compassati, difatti anche il punteggio è di 38-40. Sono più gli errori e si sono viste più buone cose in difesa fondamentalmente. C'è il blocco di Gordini, poi Schina, il taglio dello stesso Gordini, non arriva il canestro. Scambio tra Grimaldi e Pigato, ha lo spazio per tirare ma non coglie l'attimo e allora ci prova Matiasic, ma c'è ancora un altro errore dall'arco. Ancora 1 minuto e 12 in questo terzo periodo. Sarà decisivo quindi l'ultimo quarto per assegnare la vittoria. Scarto minimo tra le 2 formazioni, con 2 punti di margine. Attenzione, la tripla. E finalmente c'è il canestro per Pigato. Urlo di liberazione anche dalla panchina. Allora Breg più 5, 43-38. Ha lo spazio per entrare Spangaro. Poi indietreggia. Prova il numero, ancora lo stesso Spangaro e poi serve Zanini che segna almeno 3. C'è una discrepanza ora di una dozzina di secondi tra il cronometro di 24 secondi e quello di fine terzo quarto. Forse c'era infrazione di passi e infatti l'arbitro fischia. Infrazione di passi di Pigato. Si riparte allora con quest'ultima azione del terzo quarto, manovrata dal play bianco-verde. Schina lascia scorrere secondi, probabilmente cercherà di prendersi il tiro a fil di sirena. 5 secondi, velocizza la sua manovra, c'è libero nell'angolino Zanini ma il suo tiro è molto impreciso. E termina così la terza frazione col punteggio di 40-43 in favore di Breg. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe,
ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Inizierà con un attacco di Sandor Ligo, questo ultimo quarto di questa prima giornata di ritorno Serie C, Basket Day a Cividale. Si giocheranno altre 3 partite oggi pomeriggio, la più attesa questa sera alle 19 con la capolista Fluid System Tarcento che affronterà il Michelaccio San Daniele.
Grimaldi subisce fallo. Saranno subito 2 liberi. Oltre a Grimaldi, per il Breg in campo il numero 5 Mattiasic, numero 8 Pigato, con l'11 abbiamo Sterle e con il 14 numero 14 Semez. Dall'altra parte invece con il 6 Spangaro, con il numero 8 Zanini, poi abbiamo con il 16 Catenacci, con il 15 Gordini e con il 4 Carlin, che ora difende sul play avversario. Palla recuperata dal Don Bosco, che ha 5 punti da recuperare. Si parte allora con Carlin. Quintetto piccolo per il Don Bosco, mentre tra gli avversari svettano il pivot Sterle e il numero 8 Pigato, che però predilige la posizione alta per manovrare l'azione. 47-40. Ora Spangaro va a servire Gordini, non se la sente di tirare, allora scarica per Carlin. Non è fortunata la sua incursione. C'era libero in angolo Semez, non visto. Ora si lotta sotto le planche e la rimessa sarà a favore del Don Bosco Trieste. Ancora Carlin. E poi una gran tripla da oltre 7 metri di Spangaro, che prova a tenere a galla i suoi. Difesa aggressiva. C'è il blocco non sfruttato da Pigato, che ora gioca in post e si guadagna un fallo, che è il secondo di squadra per il Breg, che ora sostituisce Semez con Spigaglia. Si riparte con la rimessa dal fondo, cambio anche per il Don Bosco con Schina che entra al posto di Zanini. Stoppato Grimaldi. Allora Spangaro può ripartire. Tira da lunghissima distanza. C'è il ferro. Tentativo velleitario. Un po' di pasticcia, un po' l'attacco bianco-azzurro. Adesso con calma al Don Bosco. Penetra Catenacci. Non c'è il canestro. Slavez ha spazio. Entra. Poi cerca di servire Sterle, ma è impreciso il passaggio e finisce fuori campo.
ha lo spazio, Spigaglia e lo sfrutta con canestro da 2. Allora è 45-47 il punteggio in favore della formazione che attacca. Scivola dopo aver recuperato palla Spigaglia e adesso c'è nervosismo, protestano i giocatori biancoverdi. La panchina del Breg chiede fallo tecnico che non arriva, si lamenta anche l'allenatore, ma ci sarà solo rimessa laterale. Ancora Pigato e c'è fallo, va per terra Gordini. Ha ancora qualcosa da ridire Spangaro contro il direttore di gara. C'è cambio ora, rientra Zanini e lascia il posto al quale lascia il posto Gordini. E lamentele adesso anche dal pubblico, c'è parecchio nervosismo in campo in una partita che stenta a decollare. Cerca di raffreddare gli animi il direttore di gara. E adesso si riconciliano anche Spigaglia e Schina. Si può ripartire allora. Si riparte sempre da Pigato a centrocampo, sfrutta il blocco di Sterle, fa tutto da solo, tiro impreciso. Dall'altra parte Schina si guadagna fallo da Pigato. È il suo terzo fallo. Secondo di squadra. Ancora Schina. Non trova lo spazio per il tiro. Perde l'attimo anche Spangaro. Va lo stesso alla conclusione. Non va. Allora Slavec prova a servire Sterle. E c'è fallo di sfondamento. Spangaro per Schina. Ancora Spangaro da 3. Ancora il ferro. Non riesce a trovare la conclusione pesante il Don Bosco per rintuzzare lo svantaggio. Ancora Pigato. Slaves da 3 castiga la difesa avversaria. Ed è 50-45 per San Dorligo. Carlin non riesce a trovare lo spazio dentro l'area. Ed è buona la difesa dei biancoazzurri che ripartono con Slavec. Riflette sull'azione, sfrutta il blocco. Sotto canestro, il gancio è corto.
Schina da 3, è cortissimo, non becca neanche il ferro. Proprio non ne vuol sapere di entrare il pallone, neanche con questo tentativo di Carlin. E poi c'è anche il fallo. Il fallo di Zanini. Ed è il suo quarto fallo, deve fare attenzione. C'è Grimaldi ora a manovrare l'azione bianco-azzurra. Ma è bravissimo a intuire tutto Carlin. 1 contro 1. Si guadagna anche il fallo. Buona azione da parte di Carlin, che quindi andrà in lunetta con 2 tiri liberi. L'opportunità di andare a -3. Ancora 3,51 da giocare. Punteggio molto basso, ma ancora nulla è deciso. C'è ora un cambio. Lo stesso Carlin, dopo aver segnato 2 tiri liberi, lascia il posto a Tropea. Quindi cerca centimetri sotto canestro l'allenatore Daris. E centimetri anche in difesa per cercare di contenere gli assalti dei lunghi del Sandorligo. Ottima giocata in post da parte di Pigato, ma non c'è tempo per la fine dell'azione. E allora può ripartire in velocità Trieste. Schina si schianta contro Pigato, ci riprova ed è il -1. Vediamo come andranno a finire questi ultimi 3 decisivi giri di lancette. Raslavec ci prova, è buona la difesa di Zanini, poi una tripla frettolosa, si conclude con il rimbalzo offensivo di Spangaro, che si guadagna un canestro buono più aggiuntivo. In out, e poi pasticcia l'attacco del Don Bosco dopo aver catturato il rimbalzo. Pallone carambola fuori dal campo, e quindi altra opportunità per il Breg per guadagnare il +6 con questa tripla, che però non va. Dietro la schiena riesce a intuire all'ultimo momento Zanini, e poi c'è il canestro pesante di Schina. 2 punti che portano a -1 il Don Bosco. 2:10 da giocare. Spangaro, Pigato, c'è il fallo di Schina. 2 tiri liberi allora per Spigaglia. Sarà importante adesso la precisione della lunetta. Uno su 2 per Spigaglia. Allora 5-3 Breg, 5-1 Don Bosco Trieste. 1:47 da giocare. Schina scarica,
per Spangaro, non c'è il canestro, ci ripensa Schina, preferisce giocare la palla, pallone bollente, si incarica Zanini della tripla, non va. E dall'altra parte conclusione velocissima di Slavec e viene premiata la sua iniziativa, canestro da 3 pesantissimo, più 5 con 1,23 da giocare. Il fallo di Pigato. Fa 2 su 2 Schina, ci crede ancora Trieste, c'è un possesso di differenza, 56-53, dovrà difendere con aggressività adesso la formazione di Daris. Ancora 7 secondi al termine dell'azione, prova un'altra conclusione pesante Slavec e poi sul rimbalzo è bravo Sterla a convertire a canestro. Ed è di nuovo più 5 per Breg, deve velocizzare adesso la manovra Schina, riesce a subire fallo da Slavec, che è il suo terzo fallo, raggiunto il bonus, si va quindi in lunetta, può tornare a -3 Trieste, ma il ferro sputa fuori questo primo tentativo. Il secondo tentativo invece va a segno, è -4, vediamo se adesso il Don Bosco giocherà con il fallo sistematico, cercherà di recuperare palla. Fa subito fallo infatti Spangaro per cercare di fermare l'azione del Breg, che non si è rivelato sempre affidabile con i tiri liberi, quindi potrebbe essere una mossa con dei risvolti positivi per la squadra di Trieste. Infatti il primo tiro libero viene sbagliato e anche il secondo è una pietra, e allora riparte Schina in velocità, non trova lo spazio per tirare, lo trova adesso Catenacci e segna, è -1, 35 secondi. Prova a raddoppiare adesso Spangaro, c'è il fallo, non si aspettava probabilmente questo fischio arbitrale, ma il fallo c'era. Importantissimi adesso questi 2 liberi battuti da Pigato. Non va il primo, si rimane sul 58-57 in questo convulso finale. Non va neanche il secondo. Attenzione, azione decisiva della partita. Don Bosco deve segnare per mettere il naso avanti e vincere la partita. Lascia scorrere il cronometro Schina. Attenzione, 6 secondi al termine dell'azione. Allora deve scaricare, ecco la tripla di Zanini, non va, c'è il rimbalzo, però scadono i 24 secondi. C'è però il fallo giusto sul finale dell'azione e quindi vedremo ora in lunetta il numero 16 triestino Catenacci. C'è anche la possibilità di un supplementare qualora dovesse fare 1 su 2. Ci sono poi 4 secondi da giocare. C'è il pareggio. E non arriva il sorpasso.
prova a ripartire all'ultimo secondo Pigato, il suo Ave Maria finisce contro il tabellone e quindi serviranno altri 5 minuti di extra time per decretare il vincitore di questo derby triestino. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Sul 58-58 incomincia il primo tempo supplementare della sfida tra Breg e Don Bosco.
per la regola del possesso alternato. Ora è formazione del Don Bosco Trieste in completo bianco-verde a iniziare in attacco. Attacco però stoppato dal numero 6 Grimaldi, che riparte in contropiede. E poi c'è piede sulla riga e quindi nulla di fatto in questa ripartenza della formazione di San Dorligo. Ora Schina per Spangaro da 3, ancora il ferro, in velocità Slavec, il suo passaggio si infrange contro l'avversario, contro Schina. E allora si riparte con rimessa laterale. Pigato sfrutta il blocco. Sale Sterle. E poi il passaggio sotto canestro per Spigaglia finisce a vuoto. Ancora Schina nell'angolino. È buona la difesa del Breg, che ha già recuperato 2 palloni in questo avvio di supplementare, e saranno 2 liberi per Pigato. Prova ad andare a rimbalzo sul secondo tiro libero Sterle, è lui l'ultimo a toccare, col pallone che carambola fuori dal campo. Si riparte con Spangaro, che manovra l'azione, ancora dietro la schiena per Schina. Ed è suo il primo canestro del supplementare. Quindi mette finalmente il naso avanti Don Bosco Trieste dopo aver inseguito sempre, seppur a distanza di poche lunghezze, per tutto il secondo periodo, per tutta la seconda metà di gara. Riesce a districarsi tra gli avversari Grimaldi e rimette subito il punteggio in parità. 60 pari, con 3:25 da giocare. Schina riesce a mantenere il possesso del pallone. Ha lo spazio per tirare da 3, ma è lunga la sua conclusione. A rimbalzo Sterle, poi può ripartire Pigato. Chiuso bene da Zanini. Slavec prova a prendere velocità, si incespica, alla fine trova spazio per il tiro Spigaglia, ancora il ferro, percentuali molto basse al tiro da entrambi i lati. Si va ora con Spangaro, ancora Schina. È buona la difesa del Breg, che riesce a recuperare la sfera. C'è Grimaldi ora, gli lascia un po' di spazio Spangaro, poi però blocca il palleggio, riesce a servire all'angolo Slavec, che va a segno. Ancora un'altra conclusione da 3. Stavolta è Spangaro che non riesce a realizzare. Dall'altra parte contropiede di Pigato, stoppato.
Saranno ora 2 tiri liberi per Schiena, possibilità dunque per il Don Bosco di pareggiare. Non va però a segno il primo tentativo. È -1. Pigato. C'è il fallo di Zanini che esce per 5 falli, si toglie la maglia ancora prima di uscire dal campo, tant'è che chiedevano fallo tecnico dalla panchina di San Dorligo. E allora c'è spazio per Gordini. Il lunetta Sterle. (1:39 da giocare). Sterle fa 1 su 2 e allora è 63-61 il punteggio. Ancora nulla di deciso in questo tesissimo derby triestino. C'è spazio per Gordini che serve, scambia la sfera con Tropea, poi alla fine la conclusione è di Catenacci, non va. Ottima manovra di Slavec dall'altra parte che fa ripartire in velocità i suoi, riesce a servire Sterle, poi Spigaglia, la conclusione da 3 dello stesso Slavec che però non è premiato. Allora Don Bosco ha di nuovo l'opportunità di pareggiare. Schiena, poi la palla gira, Spangaro, ancora Schiena, prova una magia e riesce a trovare il canestro del pareggio. 45 secondi, praticamente 2 azioni. Sterle è sfortunato, il ferro sputa fuori, si lotta per il possesso di palla, riesce a mantenerlo il Breg, non arriva il canestro di Pigato, riesce a bloccare con fallo Slaves, evitando così il contropiede. Sì. Uno su 2 per Schiena. Quanto basta per mettere il naso avanti al Don Bosco? C'è l'ultima decisiva azione di questo supplementare. 13 secondi, 10 secondi. Ora è Pigato che prova ad inventarsi la magia ma sbaglia tutto e allora è costretto Grimaldi a commettere fallo. Erroraccio qua da parte di Pigato che ha provato a fare tutto da solo e potrebbe costare la sconfitta. Ci saranno ancora 5 secondi e 4 decimi da giocare dopo questi 2 tiri liberi a carico di Spangaro. Non va il primo tiro libero. Potrebbe bastare anche un canestro da 2, quindi per il Breg per pareggiare. Difatti adesso prontamente l'allenatore Krasovec
chiama time out per organizzare l'ultimo assalto. (63-65) in favore del Don Bosco. Quindi il microfono, Sì, te lo butto giù io. C'è ancora time out, non c'è stato il tempo neanche di fare partire il cronometro, che subito è arrivato il fischio arbitrale. Si rimane quindi sul punteggio di 65-63 in favore del Don Bosco. Vediamo come andrà a finire quindi questa partita, che è già ci sarà rimessa laterale per Trieste in vantaggio di 2, probabilmente ci sarà subito un fallo e arriva dopo neanche un secondo di gioco da parte di Pigato. Ci saranno dunque 2 tiri liberi per Schina. Con un 2-2 metterebbe in cassaforte la partita, perché garantirebbe 2 possessi di vantaggio e un tempo troppo esiguo per poter fare 2 canestri per gli avversari. Con 1-2 ci sarebbe invece la possibilità di una tripla. Va intanto a segno il primo tiro libero, quindi è +3 Don Bosco, 66-63. E va anche il secondo. Può festeggiare dunque Don Bosco Trieste, che ha inseguito per tutto il terzo ultimo periodo, è riuscita a raggiungere il pareggio proprio sul finale di partita e poi premiata in overtime, probabilmente sbagliando di meno degli avversari. Ora le interviste.